Buon pomeriggio e buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner, l'appuntamento consueto per fare il bilancio del fine settimana calcistico delle principali formazioni calcistiche siciliane. Partiamo con intanto la Lega Pro e cominciamo con i risultati e la classifica della Lega Pro in attesa di nuovi chiaramente stravolgimenti attesi per la giornata di mercoledì. La vittoria del Catania sul campo del Latina per 4-1, a Messina l'Avellino è passato per 1-0, così come il Monopoli ha vinto 1-0 sul campo del Trapani. La Juventus Next Gen ha perso in casa contro l'Altamura, Potenza e Cavese è finita 2-2, Foggia e Sorrento 2-1, Picerno Cerignola 0-0, il Crotone ha battuto il Giuliano per 3-2, mentre la Casertana e il Benevento hanno pareggiato 1-1. Questa è la classifica con il Cerignola in testa a 61 punti, meno 3 c'è l'Avellino con 58, poi il Monopoli a 52 punti, 47 per il Benevento, 46 per il Crotone, Potenza 45 punti, Catania 41, poi Picerno 39, Trapani e Giuliano 38, a 35 il Sorrento, 34 punti per la Cavese, 33 Foggia, Juventus Next Gen, a 32 l'Altamura, poi Latina 27, Casertana 23, Messina penalizzato di 4 punti, 15, Turris penalizzato di 11 punti, chiude con 5 punti la graduatoria, ma sappiamo che mercoledì con ogni probabilità, anzi quasi certamente, arriverà l'esclusione proprio della formazione campana dal torneo. Parliamo e cominciamo come sempre con Alessandro Vagliasini, parliamo di Catania. Buon pomeriggio Alessandro, il Catania ha ritrovato la vittoria, una larga, grazie Alessandro per essere con noi, dicevo una vittoria larga sul campo del Latina, una vittoria arrivata dopo un primo tempo ancora una volta poco convincente, anzi addirittura direi noioso, poi nella ripresa alcune variazioni tattiche su quella che era stata l'impostazione della squadra, la formazione titolare, hanno portato al Catania ad una maggiore vivacità, soprattutto al gol nuovamente in trasferta in maniera così larga. Alessandro. Angelo, c'è un segnale di continuità che mi va di sottolineare con riferimento alle ultime 3 partite di campionato del Catania. Parlo della gara di Altamura, quella casalinga con il Foggia e questa di sabato a Latina. La continuità è rappresentata dal fatto che questa squadra adesso cresce nella fase finale della partita, cresce da un punto di vista atletico, ed è un segnale in netta controtendenza rispetto a quello che lamentavamo nella fase più critica di questa stagione. È evidente che c'è stato un lavoro di carico da un punto di vista atletico importante alcune settimane fa, e che adesso il lavoro di scarico sta dando dei segnali tangibili all'interno di queste partite, perché sia ad Altamura, sia in casa col Foggia che a Latina, la squadra non solo è passata in svantaggio e poi è riuscita a rimediare in circostanze col pareggio, a Latina con la vittoria, ma soprattutto ha fatto la partita nella fase cruciale di ogni singolo match, perché ricordiamo ad Altamura, pur con l'inferiorità numerica, il Catania ha chiuso in avanti, col Foggia idem, a Latina è stato un crescendo progressivo distribuito negli ultimi 35 minuti di gara. E questa credo che sia la base più importante su cui Toscano, in attesa di recuperare quanti più effettivi possibili, può continuare a lavorare con maggiori certezze. A proposito di indisponibili, possiamo dare anche ragguaglio su quelle che possono essere nuove disponibilità di giocatori che non erano in distinta a Latina in vista della gara di domenica a Messina, perché il Catania potrà far di nuovo conto di Stoppa, che ha scontato il giornata di squalifica, ma avrà anche a disposizione Armando Anastasio e anche Nicola Dal Monte, che alla ripresa degli allenamenti sarà a disposizione, quindi lavorerà in gruppo con il resto della squadra. Sono fattori importanti soprattutto per la ritrovata disponibilità di Stoppa e Dal Monte, per migliorare la fase offensiva, che ancora rimane diciamo il neo
di questa squadra, anche in considerazione dell'assenza di Inglese, e che potrebbe garantire a Toscano maggiori soluzioni per giocare meglio la prima parte di ogni match, perché abbiamo dato il segno più, cioè la crescita atletica nelle ultime 3 partite, ma c'è anche un segno meno che si somiglia in queste 3 gare, cioè degli avvii lenti con poche occasioni da gol, e questo probabilmente anche a causa di queste assenze del reparto offensivo, che hanno ridotto al minimo le possibilità di scelta di Toscano. Quindi il Catania ha iniziato, penso, il mini campionato che dovrà portarlo alla conclusione della stagione regolare col miglior piazzamento possibile in ottica playoff, e poi la prospettiva della seconda parte del campionato, il mini campionato che si chiama playoff, mettendo ancora più certezze all'interno del gruppo, mettendo prestazioni magari più continue in senso positivo, per presentarsi ai nastri di partenza dei playoff con degli argomenti sicuramente di non poco conto. Alessandro, vorrei sentire le parole intanto di Giménez, giocatore che certamente è risultato il migliore in campo nella sfida contro il Latina, che ha illuminato la sfida proprio con una sua perla, con un gol che difficilmente si vede sui campi di Serie C. Vediamo e sentiamo la sua intervista. È stato un gol che sinceramente provo tanto in settimana, provo la giocata personale, però grazie ai compagni è uscito sto gol, perché sono giocate che proviamo in settimana, il giro palla e trovare il tre quarti lì, però sì, è stata una giocata personale che ci provo in settimana, quindi sono veramente contento di questo gol, perché è una soddisfazione incredibile. Poi la prima doppietta con questa maglia è sempre una soddisfazione, e poi sì, tutto questo è grazie al lavoro che facciamo in settimana, tutto frutto di ciò che facciamo in settimana, e niente, sono contentissimo di avere un gruppo così, siamo una famiglia, andiamo tutti d'accordo, ci lavoriamo sodo in settimana, facciamo sacrifici tutti i giorni, anche se magari non si vedono, però vi assicuro che siamo un gruppo fantastico. Ha sottolineato, ha ribadito più volte il suo pensiero, il fatto che questo sia un gruppo sano, un gruppo solido, un gruppo che fa tanti sacrifici durante la settimana, quindi diciamo che c'è una difesa della squadra in queste parole anche di Giménez, a proposito dei compagni di squadra che lo aiutano, che l'hanno supportato in occasione anche della prestazione di Latina. Sì, Angelo, tutto sommato anche i numeri confortano la tesi sostenuta da Giménez, perché il Catania ha una serie positiva in corso di 5 gare, un segnale anche questo di continuità che nella parte centrale di questa stagione era venuto clamorosamente meno. A proposito di Giménez, stasera nel corso di Corner vi racconteremo dei retroscena in merito all'acquisto del giocatore italo-spagnolo da parte del Catania, ma la notizia che possiamo dare già oggi è che il Catania a breve incontrerà l'entourage di Giménez per prolungare il contratto che lega al club rossazzurro il numero 10 in questo momento fino al 30 giugno 2026. Così come il Catania ha intenzione a breve di incontrare l'entourage di Matteo Stoppa per lo stesso motivo, cioè anche in quel caso per prolungare il contratto nell'ottica di una filosofia che il Catania intende sposare anche per la prossima stagione, cioè di basare i propri progetti tecnici su giocatori freschi, giocatori giovani, giocatori di chiara prospettiva, e sicuramente in quest'ottica sia Giménez che Stoppa rispondono perfettamente a questo identikit. Prima di chiudere, Alessandro, andiamo a vedere anche il top di ieri, quello che tu ci segnali per anteprima. Poi stasera vedremo comunque le pagelle complete, vedremo anche il migliore della sfida. Però andiamo a vedere qualcosa del giocatore che tu hai indicato come top, che è Giulio Frisenna.
Sì, chiaramente sul discorso migliore delle pagelle è inutile discuterne, sappiamo già chi è, però abbiamo ritenuto di eleggere dopo del match Giulio Frisenna perché a mio avviso col suo ingresso in campo il Catania ha proprio cambiato marcia, perché insomma il Catania ha trovato maggiore continuità in fase offensiva anche grazie al sacrificio di Frisenna che si è spostato in fascia e è stato determinante in alcuni momenti chiave della partita, per esempio nella conquista del calcio di rigore che ha portato al 3-1, ma anche nell'azione che poi ha chiuso il punteggio con l'autogol del difensore Saccani del Latina. Quindi il premio giusto a questo ragazzo catanese che ha avuto un avvio in maglia rosso-azzurra un po' tumultuoso con l'espulsione immediata a Cerignola, ma che sabato ha sicuramente dato delle indicazioni molto interessanti di cui riteniamo Toscano terrà conto. Alessandro, allora noi ci diamo appuntamento a stasera 20:45 per Corner, la versione estesa. Ci occuperemo di Catania, parleremo tanto di Catania, ci proietteremo anche a quella che sarà, diciamo così, la classifica a partire da mercoledì, la nuova classifica con esclusione della Turris, e magari si potrebbero aprire scenari nuovi rispetto a quelli che fino ad oggi sono stati considerati in ottica proprio playoff anche in casa Catania, ma anche nella lotta per la vittoria del campionato, perché certamente qualcosa cambierà anche lì in vetta. Intanto grazie Alessandro, appuntamento alle 20:45. Grazie, a più tardi. Grazie Alessandro, ci fermiamo una breve sosta e poi andremo a Palermo con Marco Gullà e cercheremo di capire che cosa non ha funzionato nel Palermo contro la Sampdoria, una partita che a un certo punto poteva anche essere alla portata dei rosanero. Siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso andiamo a Palermo, come anticipato. Parliamo della sfida giocata dai rosanero sabato sul campo della Sampdoria, condizionata certamente da un errore proprio d'avvio di partita del portiere Audero, che pure però la settimana precedente, qualche settimana prima, era stato decisivo in alcuni episodi. Mi riferisco soprattutto a una partita con il Cosenza in avvio soprattutto di match. Buon pomeriggio al nostro Marco Gullà. Buon pomeriggio a tutti. Allora Marco, una partita che a un certo punto il Palermo ha per una buona mezz'ora ha avuto l'idea di poter vincere, portare a casa i 3 punti, allungare a 3 la striscia positiva di vittorie. In teoria, Angelo, doveva essere così se il Palermo voleva anche compiere questo cosiddetto salto di qualità, questo agognato salto di qualità che ormai decanta da diverso tempo. Avrebbe dovuto sicuramente inseguire i 3 punti, o meglio centrarli i 3 punti, perché con una squadra in inferiorità numerica e soprattutto con il pallino del gioco in mano, ovvio che lì il Palermo doveva probabilmente essere un po' più concreto, più cattivo sotto porta. Palermo è una squadra che continua a mantenere questo trend. Quando deve decollare, quando proprio è arrivato il momento di decollare, succede qualcosa e il Palermo rimane lì in pista, e soprattutto dopo aver fatto il check-in. È un Palermo che per larghi tratti è piaciuto anche nella gara contro la Sampdoria, perché dopo la partenza ad handicap legata appunto, come hai detto bene te, all'errore di Audero, il Palermo comunque aveva avuto coraggio, ha avuto sicuramente una fiammata d'orgoglio, ha ripreso la partita con il solito Poyampalo, e nella ripresa, dopo la superiorità numerica, ha costruito diverse occasioni per passare in vantaggio. Però prima Magnani e poi Brunori non sono riusciti ad essere appunto cinici sotto porta. Quindi il Palermo è una squadra che costruisce molto, però segna poco e in questo momento segna soltanto con Poyampalo, che poi è stato preso anche per questo. Abbiamo anche capito che è un giocatore che in Serie B davvero fa la differenza, la sta facendo. Il Palermo, da quando c'è in campo lui, non ha mai perso. Su 5 partite sono arrivate
2 vittorie e 3 pareggi, però potevano essere probabilmente 4 vittorie e un pareggio, se pensiamo alla gara di La Spezia e se pensiamo ovviamente anche al match pareggiato con la Sampdoria. Poc'anzi abbiamo visto la classifica, non è cambiato nulla perché il Bari ha pareggiato contro il Sassuolo, il Palermo comunque si avvicina alla Juve Stabia, si avvicina, diciamo, mantiene quei 2 punti di svantaggio nei confronti del Cesena, conquista un punto verso il Catanzaro, va via un po', scappa via un po' la Cremonese, ma a questo punto faccio una battuta, Angelo, che ben vengano le vittorie della Cremonese, perché è ovvio che se lo Spezia dovesse centrare un vantaggio più di credo sui 15 punti sulla terza, sulla quarta, i playoff nemmeno si giocherebbero. Ho detto ben vengano le vittorie della Cremonese, però intanto venerdì c'è Palermo-Cremonese, quindi magari dalla prossima ancora. Questo senz'altro. Allora sentiamo le parole di Audero, che in qualche modo giustifica anche quello che è stato il suo errore. Vediamo e sentiamo Audero. Mi spiace per quell'episodio, è stato ovviamente una cosa non piacevole. Quando ci sono questi episodi qua è importante poi dopo rimanere dentro la partita, stare concentrato, perché come poi è successo ci sono stati tanti interventi da fare, quindi ovviamente mi spiace, però come dire, sono episodi, ovviamente uno vuole che non capitino più e sicuramente dalla prossima partita si penserà a fare meglio. Allora, queste le parole di Audero che comunque da quando è arrivato, lo sottolineavo prima, lo evidenziavo, ha dato più serenità al pacchetto arretrato, soprattutto lì in mezzo ai pali, c'è più sicurezza. No, un errore che sicuramente magari frutto anche di una disattenzione, sai, sbagliano gli attaccanti, i calci rigori, sbagliano tutti i giocatori in campo, sbagliano gli arbitri, figuriamoci se non può sbagliare il portiere. Poi tra l'altro si è rifatto subito, perché dopo 2 minuti c'è stata una conclusione velenosissima da parte di Niang, che era mirata proprio, che era piazzata all'angolino, e lui è riuscito con un colpo da felino puro a sventarla, quindi poi si è rifatto subito. Quello che volevo dire è che il portiere alla fine è da solo, no? Se fa un errore paga per l'errore che ha fatto, c'è poca, a meno che non ci sia un compagno di squadra, qualcuno sulla linea di porta, però quando c'è un errore del portiere è fatale, può incidere. È un errore. Tra l'altro insomma Palermo è una sorta anche di maledizione della porta, perché di errori i portieri del Palermo in questa stagione ne hanno fatti parecchi, penso a De Planche contro il Pisa, penso anche allo stesso Sirigu nella gara contro il Napoli in Coppa Italia, insomma Palermo in questa stagione davvero ha quasi una maledizione legata alla porta, con l'infortunio anche di Gomis dopo pochissime giornate, quindi sperando che ovviamente Audero si possa riprendere al più presto da questo errore, ma credo che comunque ha tutta la maturità per insomma lasciarselo alle spalle e ripartire subito con il piede giusto, meglio con i guantoni giusti a partire dalla prossima gara di campionato, che come dicevo Angelo sarà quella di venerdì sera al Barbera contro la Cremonese, prima della sosta del 23 marzo, quindi è una partita abbastanza chiave, uno perché comunque il Palermo in queste giornate ha fatto bene, da 5 partite non perde, ha collezionato 2 vittorie e 3 pareggi, è importante anche per la Cremonese, che non vuole assolutamente perdere questo 4º posto e soprattutto non perdere la Scia Spezia, che ha 9 punti di vantaggio, la classifica credo che lo certifichi, credo 9-8, vediamo. Adesso la vediamo la classifica, così la credo che siano 9 punti di vantaggio dello Spezia, che ieri ha vinto, eccoli qua, infatti sono 9 punti e lo ricordiamo, attenzione, che questo è un punto davvero importante, magari dico è stato un po' snobbato, però più passano le giornate e più questo vantaggio rimane a 9, a 10, addirittura è arrivato anche a 11, quindi attenzione, perché se dovesse lo Spezia avere, o il Pisa avere un vantaggio di 15 punti sulla quarta, i playoff non si giocano. Ecco perché insomma sono importanti anche i risultati delle dirette avversarie. Non penso che il Palermo possa più permettersi di insidiare il terzo posto, quindi a questo punto che
la quarta e la quinta sono assolutamente cruciali nel loro cammino. Allora, grazie anche a Marco Gulà, buon lavoro, ci racconti come sempre giornalmente le vicende del Palermo nel corso dei nostri telegiornali. Noi ci fermiamo per pochissimo, torneremo a parlare di Lega Pro a lunedì prossimo con te per Anteprima Corner. Rieccoci di nuovo insieme, siamo all'ultimo segmento della nostra trasmissione, ci riferiamo chiaramente ad Anteprima Corner, però stasera c'è Corner per seguire con grande attenzione le vicende del Catania. Sergio Golosi lo vedo già collegato sui monitor di servizio, buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. E fra poco sentiremo e vedremo anche Cammarasana, eccolo qui. Franco, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Adesso però parliamo di due sconfitte maturate in casa col medesimo risultato. Sia il Messina che il Trapani hanno perso 1-0 con i rispettivi avversari. Mi riferisco all'Avellino per il Messina, il Monopoli per il Trapani. Sconfitte però diverse, con letture diverse, perché il Messina, nonostante tutti i guai, nonostante tutte le difficoltà, alla fine è riuscita a tenere testa all'Avellino, in qualche modo ha anche sfiorato in alcune circostanze il vantaggio. A Trapani ancora qualcosa da sistemare c'è, e questo credo che faccia imbufalire parecchio il presidente Antonini. Parto da Messina e andiamo verso il derby di domenica con il Catania che si giocherà alle 19:30, ricordo partita in diretta, in chiaro, in esclusiva, proprio in chiaro sul digitale terrestre su Telecolor, con inizio dei collegamenti a partire dalle 18:30, lungo prepartita per raccontare quello che succederà domenica sera. Ma intanto Sergio, è un Messina che, nonostante tutte le tempeste che cercano di travolgerlo, io mi riferisco chiaramente ai giocatori, al gruppo squadra, cerca di resistere. Sì, squadra, allenatore e tifosi è la parte bella, la parte positiva comunque di questa disavventura che il Messina sta vivendo sotto gli aspetti societari certamente. Prima Shot e adesso Shot insieme a Cisse e ad Alaimo. Questa invece è la parte che non si dovrebbe vedere assolutamente nella gestione di una squadra di calcio. Messina che contro un Avellino che lotta per il primo posto più che mai, ha giocato un ottimo primo tempo e si è comunque difeso bene nella ripresa, giocando alla pari contro un avversario certamente più quotato, nulla a che vedere con il Messina, però che ha creato le occasioni come questa del palo di Petrucci, la doppia occasione dell'Aquila, poi è arrivato il gol di Sounas, l'ex del Catanzaro, che sul traversone di Cancellotti dalla destra ha deciso la partita, però fino a quel punto nella prima mezz'ora abbondante di gioco il Messina aveva creato tutte queste occasioni che stiamo vedendo contro una squadra che subisce veramente poco, una squadra molto esperta, molto forte. Nella ripresa, dopo il gol realizzato da Sounas che andiamo a vedere al 38esimo minuto del primo tempo, nella ripresa c'è stata una buona reazione del Messina che prima ha rischiato il secondo gol, poi ha reagito, però Iannarelli è stato decisivo nei minuti di recupero. Sconfitta, la terza consecutiva, che spinge il Messina sempre più in basso alla classifica. Mercoledì prossimo con ogni probabilità dal campionato sarà esclusa la Turris. Questo significa che il Messina scivolerà all'ultimo posto e ci sarà soltanto una retrocessione, ed è una lotta a due con la Casertana. Ad oggi i punti sono 8 di differenza, i 23 della Casertana e i 15 del Messina, che è stato anche penalizzato come tutti ricordiamo, però scivola all'ultimo posto e si giocherà appunto la possibilità o meno di affrontare questi play-out. Ricordiamo appunto che se ci sono 9 punti di distacco tra la penultima e la terzultima, in questo caso però poi diventeranno ultima e penultima non appena la Turris sarà esclusa, non si faranno i play-out, altrimenti con 8 punti e meno si gioca l'appendice stagionale per decidere chi lascerà la Serie C. Però è un Messina che ha grosse difficoltà, è un Messina che non vede assolutamente la luce sotto il profilo societario, tutt'altro.
Vado a Trapani perché di sconfitta parliamo, una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca in casa Granata. Perché? Perché il presidente sperava in un riscatto della squadra dopo la sconfitta di Cerignola, sperava che con l'arrivo di Torrente le cose potessero cambiare. In realtà forse questa squadra ha bisogno un po' di più tempo per poter diventare squadra. Ma non soltanto, Angelo, la squadra ha bisogno soprattutto di avere certezze maggiori, soprattutto a centrocampo. Quello che è mancato proprio nella partita di sabato col Monopoli è stata la costruzione del gioco a centrocampo, dove il solo toscano ha cercato di dare una parvenza di lucidità alla manovra, non supportato da gente che dovrebbe dare tantissimo a centrocampo come Luca Perna e come il norvegese Segberg. Assolutamente hanno dato pochissimo, lo stesso gli esterni, mi riferisco a Ciotti e a Liotti, anche perché Torrente ha adottato un modulo a specchio rispetto al Monopoli, ovvero il 3-5-2, e ripeto, a centrocampo purtroppo il Trapani è stato quasi una nullità, ha creato pochissimo. Non è che il Monopoli abbia fatto tanto, ha solo controllato la partita. Poi al 35esimo del secondo tempo, su un calcio d'angolo, il Trapani ha lasciato incustodito Mirko Miceli al centro dell'area di rigore, e questi al volo infilato il pallone in rete, è impossibile per Wikai opporsi con una parata, e lì si è decisa la partita. Troppo poco, ripeto, il tecnico a fine gara, magari poi lo sentiremo. Adesso lo sentiamo subito, Franco, sentiamolo subito cosa ha detto Torrente. Ok, poi ci risentiamo. Certo. È stata una partita secondo me equilibrata. Nel primo tempo siamo partiti un po' contratti, abbiamo sbagliato qualche cross, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, mentre nel secondo tempo anche ci sono state situazioni di errori, ma a centrocampo in questo momento abbiamo difficoltà perché ci mancano anche giocatori importanti, senza togliere niente a chi sta giocando adesso. Allora, hai ripetuto un po' quello che hai detto tu, il problema di centrocampo di questa squadra. Assolutamente sì. Franco, vorrei sentire anche il tecnico del Messina adesso, Banchieri, e poi andiamo a chiudere il collegamento, considerato che mancano 2 minuti alla fine della nostra trasmissione. Sentiamo Banchieri. I ragazzi, e di questo sono orgoglioso di loro, veramente fino all'ultimo secondo non hanno mai mollato. Abbiamo avuto la palla del pareggio, abbiamo avuto situazioni per poterla andare a pareggiare con Pedicillo, non solo sul tiro che ha parato il loro portiere, ma già su 2 o 3 situazioni prima, e quindi questa è la partita, con un primo tempo dove potevamo andare in vantaggio e invece abbiamo subito il gol. Però ripeto, sono orgoglioso dei ragazzi, sono orgoglioso dei tifosi che non smettono mai di sostenerci, perché vedono questi ragazzi che sputano il sangue, che danno l'anima, che sudano la maglia, che vanno su tutti i contrasti, sia chi ha giocato che chi è subentrato. Ecco. Le parole di Banchieri, vedete ai miei lati Cammarasana e Sergio Colosi. Sergio, a te chiedo che Messina sarà per il derby. Mi inquadri in 30 secondi la situazione? Sì, intanto mercoledì prossimo c'è questa partita a Cava dei Tirreni alle 18:30, il Messina che deve cercare ormai di fare punti, perché i pareggi o le sconfitte non si va da nessuna parte, tenuto conto della classifica che abbiamo visto, e Messina che mancherà ancora di alcuni giocatori, da cui Krapikas e Dumbravano squalificati, che il primo tornerà senz'altro per il derby, che invece è domenica prossima alle 19:30 contro il Catania. 2 partite a cui il Messina chiede dei punti per non staccarsi definitivamente dalla Casertana. Poi la società è tutta una storia a parte, con quello che verrà o che presumibilmente non verrà proprio. Franco Cammarasana, a altrettanta velocità chiedo a te che Trapani vedremo mercoledì, non arriviamo a domenica. Io mi ero proiettato già a domenica, visto che c'era il derby con il Catania e con il Messina.
No, il Trapani giocherà ad Avellino mercoledì sera, dovrebbe rientrare Carrara a centrocampo, è già qualche cosa, però se a mio avviso questo è troppo poco, è probabile che Torrente dia spazio a qualcuno della panchina che abbia più qualità, mi riferisco a Zacca Ruggero per esempio, o altri giocatori che come Ciferri ad esempio, che sono stati in panchina sabato e che potrebbero dare più verve non soltanto all'attacco ma anche al reparto offensivo. Sarà una partita difficilissima, questo è fuori di dubbio, però è sempre una partita di calcio aperta a qualsiasi risultato. Grazie a Franco Camarasana, grazie a Sergio Colosi. L'appuntamento con Anteprima Corner torna lunedì e invece ci racconterete chiaramente le sfide di mercoledì nei telegiornali, chiaramente durante la giornata di giovedì poi ci racconterete come saranno andate queste sfide. Grazie ancora, buon pomeriggio per quanto riguarda Anteprima Corner. Ci ritroviamo stasera alle 20:45 con Corner. A tutti voi buon proseguimento con i nostri programmi.